300.000 euro in buoni spese, 5.000 mascherine donate ai volontari di strada, le iniziative degli assessori di Agrigento, Vullo e Lala. L'assessore regionale alla salute Razza si difende, il 25 si discuterà in aula la sua mozione di censura. Dopo il fallimento del Click Day, il bonus Sicilia per le aziende si traduce in una mancetta. Un'intera famiglia agrigentina va a processo per prostituzione, conclusa indagine su falsi diplomi per scalare le graduatorie delle scuole. Catanesi vengono a frodare ricce ad Agrigento. Festa digitale al reparto UTIN di Agrigento, protagonisti i bambini e le loro famiglie e il personale del reparto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, si mette in moto la macchina della solidarietà del Comune di Agrigento. Ad annunciarlo questa mattina è stato l'assessore comunale alla solidarietà sociale Marco Vullo, che nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che da oggi sono in distribuzione buoni spesa per un importo totale di 300.000 euro da spendersi entro il 31 dicembre. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani dell'assessore comunale alla solidarietà sociale Marco Vullo per annunciare che da oggi sono in distribuzione i buoni spesa per un importo totale di 300.000 euro da spendersi entro il 31 dicembre. Ma le buone notizie non finiscono qua. Già da domani mattina verrà pubblicato il nuovo avviso per i buoni spesa da spendere nelle attività commerciali convenzionate. E ancora, la precedente amministrazione aveva ricevuto un finanziamento di 100.000 euro dall'associazione Terzo Pilastro, ma il settore della solidarietà non è riuscito a predisporre in tempo gli atti che scadevano lo scorso 15 novembre. L'assessore Vullo ha ringraziato il professore Cusumano dell'associazione Terzo Pilastro, che sarà presente ad Agrigento, ottenendo così una proroga nei tempi da spendere fino al 31 dicembre 2020. Oggi alle ore 12 verrà fatto il click per fare il pagamento dei buoni spesa regionali a tutte le famiglie bisognose che ne avevano fatto richiesta e che ad oggi ancora non avevano ricevuto il contributo. Quindi molte famiglie agrigentine nella giornata di oggi riceveranno il messaggio per poter recarsi poi nelle varie attività commerciali e fare la spesa in questo momento di difficoltà. Oltre a questo, nella giornata di domani partirà il nuovo avviso per la partecipazione alla domanda dei nuovi buoni spesa, sempre con gli stessi canali e sempre con le stesse dinamiche. E questa è una notizia importante perché in questo momento di grande difficoltà causata dalla pandemia da Covid-19, l'assessorato ai servizi sociali è pronto a dare una risposta concreta attraverso delle azioni mirate. Ne approfitto per ringraziare i dipendenti dei servizi sociali che in un certo senso sono stati vessati in questi giorni dal sottoscritto per correre, per dare delle risposte alla città, soprattutto a quelle fasce deboli, soprattutto a quelle fasce che oggi vivono in difficoltà, anche per andare a fare la spesa. Ma non ci fermiamo a questo, grazie alla generosità dell'associazione Terzo Pilastro, che nei mesi scorsi se ne era parlato, ma che rischiava di perdersi, abbiamo avuto un'interlocuzione di cordialità per una sorta di proroga e siamo ben lieti di comunicare alla città che un'ulteriore somma di 100.000 euro verrà destinata sempre alle famiglie bisognose con un avviso pubblico che partirà a fine mese, e quindi anche queste somme andranno in un periodo pandemico ma anche in un periodo di festa che in un certo senso viene turbato, che è quello del Natale, per dare l'opportunità ai cittadini, alla città ma soprattutto a quelle fasce in difficoltà di avere dignitosamente la possibilità di poter continuare a vivere anche attraverso l'acquisto di beni di prima necessità. Ma non ci fermeremo a questo, perché abbiamo l'opportunità, una volta rendicontata la somma che era prevista per il 2020, di avere un'ulteriore somma prevista dall'assessorato alla famiglia di ben 800.000 euro, sempre per le stesse tipologie, e nel 2021 saremo pronti per erogarle, ma lì faremo in modo di arrivare anche a dare l'opportunità ai cittadini che ne faranno richiesta di poter pagare le utenze. Quindi comprendete bene che stiamo cercando attraverso i servizi sociali, attraverso il mio assessorato, di venire incontro a tutte quelle fasce deboli della città e non solo, che in questo periodo di difficoltà veramente stanno vivendo in maniera difficoltosa e drammatica un momento economico che a causa delle problematiche stiamo avendo. Detto questo, a breve costituiremo e sarà
ordine del giorno di una prossima conferenza stampa, lo sportello sociale d'ascolto, che è un obiettivo che ci siamo posti e che intenderemo fare, che è una sorta di segretariato sociale dove i cittadini si potranno rivolgere, perché la città, il palazzo di città, il comune, i servizi sociali devono ritornare a fare il loro ruolo, e saremo ben lieti di dare l'opportunità a chi vorrà di affacciarsi alla finestra del comune e dire ho una necessità, ho un bisogno, e quindi saremo pronti per dare questa risposta. Altre iniziative li porteremo avanti a brevissimo, poi faremo un quadro chiaro di tutte quelle che sono le disponibilità economiche che stavamo perdendo e che abbiamo voglia di recuperare rispetto al precedente passato, e quindi sono orgoglioso di avere, grazie all'aiuto del nuovo dirigente dei servizi sociali, ma grazie all'aiuto dei dipendenti comunali, di avere fatto queste iniziative e dato una risposta concreta e vera alla città. Per accedere ai voucher semplicemente bisognerà collegarsi alla piattaforma presente sul sito del comune Social Bonus, indicare lì tutti i dati anagrafici richiesti. Una volta stampato il modulo di domanda, si potrà riallegare tramite una scansione e inviare all'indirizzo mail predisposto, o chi ha delle difficoltà a presentare direttamente al protocollo del comune la domanda. Detto questo, raccomando che può fare la domanda solo un componente del nucleo familiare, che sia il capofamiglia, o che venga delegato da parte del capo di famiglia un altro componente. È importante questo perché sono arrivate tante domande che poi sono state scartate. Un solo componente per il nucleo familiare e il capofamiglia, quindi attenzione anche a queste dinamiche che consentono agli uffici di lavorare meglio. E continuiamo a parlare di solidarietà, perché l'assessore del comune di Agrigento, Roberta Lala, ha donato 5.000 mascherine all'associazione Volontari di Strada. Vediamo. Assessore, tante le iniziative che lei ha svolto finora, anche questa mattina una donazione presso i volontari di strada di un centinaio di mascherine, ecco, ce ne parli? Le mascherine sono 5.000, io le ho volute donare, le ho affidate ai volontari di strada, i quali poi li distribuiranno ad altre associazioni. Dal mio insediamento sto cercando di tutelare e promuovere tutte le iniziative che riguardano le mie deleghe, dalla lotta alla violenza contro le donne, alla discriminazione, alla protezione animale, e anche al servizio demografico, che è importante, nel quale servizio sono andata a constatare come funzionano le carte d'identità, perché sono state spesso dibattito per la loro lungaggine. In realtà oggi la situazione è rientrata. Grazie al lavoro di queste persone, oggi il tempo massimo di attesa per la carta d'identità è di 7 giorni. Parliamo di questa ricorrenza che ci sarà il prossimo 25 novembre sulla violenza alle donne, anche come comune lei ha dato la sua solidarietà. Ho parlato con diverse associazioni, sia culturali che proprio specifiche al settore violenza contro le donne, che è un tema che tocca a tutti noi, soprattutto in un momento del genere, dove il silenzio è maggiore. Dobbiamo cercare invece di essere presenti, di parlare, di sensibilizzare, fare in modo che il distanziamento sociale non diventi un distanziamento umano, quindi dare solidarietà, informare, sensibilizzare, in modo che le donne che sono vittime di violenza sanno che esistono le istituzioni, che esistono le associazioni, possono rivolgersi a noi con fiducia, perché ci saremo sempre. Sono 57 nuovi casi di Covid in provincia di Agrigento registrati dall'ASP nella giornata di ieri 17 novembre, scoperti grazie a 275 tamponi processati, 7 nuovi ricoveri in ospedale, ben 47 guarigioni accertate e purtroppo 2 decessi. Si tratta del 78enne di Camastra, deceduto all'ospedale di Sciacca, inserito nel report di oggi ma già comunicato dal sindaco negli scorsi giorni, e di una persona di Sambuca. Nel borgo agrigentino il numero delle vittime sale a 15. Anche la Banca del Sangue di Agrigento, unitamente ai numerosi centri ospedalieri siciliani, potranno raccogliere il plasma per fronteggiare e combattere il Covid-19. Il sindaco Francesco Miccichi ha voluto sensibilizzare l'ASP agrigentina, che aveva già ricevuto precise disposizioni, ed ha chiesto conferma direttamente a Ruggero Razza, assessore regionale alla sanità del governo Musumeci, garantendo immediata risposta al quesito.
Durante la scorsa primavera la Regione siciliana ha aderito al protocollo voluto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'AIFA, individuando le prime 8 strutture trasfusionali, i policlinici di Palermo, Catania, Trapani ed altri ancora, in possesso dei requisiti specifici per la produzione del plasma collegati alle unità cliniche di trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. È stata una straordinaria partecipazione dei siciliani, ha dichiarato il presidente Musumeci, alla donazione del plasma per aiutare chi ancora è affetto da Covid-19, uno dei processi in atto per tentare di combattere questo nemico invisibile. Noi ci siamo mossi già in primavera aderendo al progetto nazionale e adesso allarghiamo ulteriormente la capacità di raccolta in altri centri, Agrigento incluso. Non sono tutti i soggetti affetti da Covid-19 che possono donare. Occorre che il plasma abbia una massiccia presenza di anticorpi neutralizzanti. Il titolo infatti dovrà risultare sulla base degli opportuni test di neutralizzazione. Per donare è necessario inoltre essere guariti da Covid da almeno 14 giorni e deve essere comprovata la negatività del donatore attraverso un tampone molecolare già effettuato. L'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza replica la mozione di censura che sarà discussa all'Arsi il prossimo 25 novembre. Razza afferma: per mesi dallo scorso febbraio abbiamo lavorato senza tregua, penso di aver onorato tra mille difficoltà il mandato ricevuto dal Presidente della Regione, soprattutto nel dover affrontare un evento di portata storica come una pandemia. Ed ancora prosegue Razza: abbiamo presentato un piano a più step. Al 15 novembre eravamo già oltre il primo e gli indici di occupazione dei posti letto sono stabilmente sotto le percentuali degli indicatori ministeriali. Al 30 novembre attiveremo con un ulteriore incremento i posti disponibili, raggiungendo il target di oltre 3.000 posti letto. Io ricordo bene quanti posti di terapia intensiva ho trovato al mio insediamento, certamente meno di 400, altri sembrano averlo dimenticato, conclude Razza. Sono 14 deceduti con il Covid a Bronte. Lo sottolinea il sindaco Pino Firarello, che nel dare i dati della curva del contagio malinconicamente ha informato la città sui decessi. Nell'allineamento dei dati tra l'attività di screening portata avanti dall'USCA ed i nostri uffici, afferma il sindaco dalla stanza dove sta trascorrendo la quarantena, essendo anche il risultato positivo al Covid, risultano ad oggi 359 positivi, di cui 5 ricoverati, mentre 628 sono i concittadini posti in isolamento fiduciario. Se possiamo gioire per i 51 brontesi ristabiliti, registriamo 14 defunti positivi al Covid dall'inizio della pandemia. Ci stringiamo in preghiera attorno al dolore delle famiglie, con il cuore colmo di tristezza. Abbiamo, continua, chiesto alle autorità sanitarie particolare attenzione per le nostre residenze per anziani, messe alla prova da questo terribile mostro. Faremo inoltre quanto necessario affinché gli eroi che stanno affrontando questa battaglia, operatori e residenti, possano presto guarire e tornare alla normalità. E 4 morti sono tanti se consideriamo che il primo è stato segnalato l'8 novembre e che fino al 13 novembre erano appena in 4 ad aver perso la vita. Dal 14 ad oggi ben 10 deceduti. Una grande tristezza ed un profondo dolore che non si attenua nel constatare che si trattava di persone particolarmente anziane e che già soffrivano per altre patologie. Alcuni di loro sono morti in ospedale, altri in casa, essendo pazienti oncologici, e 4 nella casa di riposo San Vincenzo de Paoli. Una mancetta dopo 8 mesi, dopo il caos del Click Day, si completa la raccolta delle domande per il bonus Sicilia, la misura lanciata dalla Regione per mitigare la crisi delle imprese a causa della pandemia. Le richieste presentate, secondo le prime stime, sono circa 58.000, ma l'autorità regionale per l'innovazione tecnologica si è presa 48 ore per controllarle. Dunque, solo oggi arriverà il via libera ai pagamenti. L'assegno dovrebbe ammontare a circa 2.150 euro, ma non può ancora partire. Da quando arriverà il semaforo verde, infatti, bisognerà attendere la verifica dei requisiti e infine l'autorizzazione dei mandati di pagamento per una trafila burocratica che si prolungherà verosimilmente almeno fino alla fine di novembre, 8 mesi dopo lo stop. E dire che la storia del bonus Sicilia è lunga e travagliata. Il bando, il primo finora a sbloccarsi dalla finanziaria di guerra, annunciata in pompa magna dalla giunta Musumeci, doveva passare da un click day, una finestra per le prenotazioni
valutazioni informatiche in programma il 5 ottobre scorso. Quel giorno però il sito della Regione ha fatto flop, costringendo l'assessorato e le autorità produttive a rinviare l'appuntamento di qualche giorno. Allo stop però non è seguita una ripartenza. 2 giorni dopo infatti la Regione si è arresa e ha annullato il click day, dando la colpa a TIM, annunciando che il contributo sarebbe stato assegnato a pioggia, con una piccola controindicazione: se infatti al momento dell'annuncio erano stati promessi contributi fino a 35.000 euro, con questo meccanismo tutti avranno lo stesso importo, appunto 2.150 euro. Confcommercio ha lanciato un nuovo allarme sui consumi, scesi a ottobre dopo la forte ripresa registrata nel terzo trimestre. Il calo stimato dall'associazione è dell'8,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Lello Casesa. Uno studio condotto da Confcommercio ha analizzato l'andamento dei consumi in Italia, rilevando come dopo il terzo semestre, nel cui periodo si era registrata una leggera ripresa dei consumi, adesso da ottobre in poi, con il riaccendere della pandemia nel paese, i numerosissimi contagi esplosi in tutte le regioni italiane e le restrizioni adottate dal governo, siamo rientrati in una totale crisi economica. A farne le spese sono soprattutto i consumi. Non a caso l'indice di riferimento calcolato dall'ufficio studi di Confcommercio scende dell'8,1% rispetto allo stesso mese del 2019 a causa della caduta dei servizi. La filiera del turismo è senza dubbio quella maggiormente penalizzata, insieme a quella per il tempo libero e di trasporti, con una notevole riduzione della domanda molto vicina a quella registrata a marzo durante la prima epidemia. Stessa cosa per i prezzi. Per novembre l'ufficio studi ha stimato una diminuzione in termini congiunturali nel confronto con lo stesso mese del 2019, confermando la deflazione, cioè un calo generale di livello dei prezzi avviata già da maggio. Immediata la risposta del presidente di Confcommercio Sangalli: è necessario ed urgente, per l'aggravarsi della situazione economica, prevedere subito moratorie ed indennizzi. L'aggravarsi della pandemia e nuovi lockdown pesano sulla nostra economia già provata dalla crisi, ne risentono i consumi e crescono i rischi per l'atteso rimbalzo del PIL nel 2021. Preoccupa la stretta del credito d'imposta delle nuove regole dell'Unione Europea. Occorre, dichiara Sangalli, una reazione immediata attraverso indennizi adeguati per le imprese e moratorie fiscali e creditizie. Nello stesso tempo chiediamo che la legge di bilancio e piano di ripresa puntino sugli investimenti necessari a rimettere in moto produttività e crescita a vantaggio di una maggiore coesione sociale. Falsi diplomi per scalare la graduatoria e ottenere una supplenza a scuola. 144 denunciati. I carabinieri hanno concluso un'articolata attività di indagine con cui sarebbero riusciti a scoprire come molti furbetti avessero scalato le graduatorie per accedere ad un posto di lavoro nella pubblica amministrazione producendo titoli falsi. Il tutto ha avuto inizio oltre un anno fa, quando un dirigente scolastico segnalò ai militari quelle che gli erano subito apparse come anomalie nei titoli presentati da alcuni vincitori del concorso per l'accesso al ruolo del personale ATA, amministrativo tecnico ausiliario della scuola. Gli accertamenti hanno difatti riguardato il conferimento delle supplenze annuali per il triennio 2017-2020, permettendo di appurare come numerose certificazioni, in particolare quelle attestanti il superamento di esami di informatica utili per ottenere un incremento di punteggio, fossero false e rilasciate da istituti che sono presenti anche ad Agrigento e a Sciacca. In trasferta da Catania a San Leone per pescare di frodo, raffica di sanzioni e sequestri. Circa 3.000 ricci di mare sono stati rigettati in mare dagli stessi carabinieri intervenuti al porto. Multe anche a degli empedoclini che in orario vietato al DPCM anti-Covid trasportavano senza autorizzazione dei prodotti ittici. Il nostro direttore Arturo Cantella. Grazie a una segnalazione dei cittadini di San Leone sono stati colti in flagrante di reato 3 pescatori catanesi che, muniti di carrello con barca annessa, sono stati trovati in possesso di ben 3 chilogrammi di ricci, ancora vivi, pescati abusivamente durante la notte nel litorale sanleonino.
I carabinieri del nucleo radiomobile di Agrigento sono così prontamente intervenuti, sequestrando l'attrezzatura, fatta una sanzione di circa 8.500 euro e rimessa in mare i ricci ancora vivi, così come prescrive la legge. La seconda operazione è avvenuta a Porto Empedocle, dove i militari dell'Arma della locale stazione hanno sequestrato un furgone con 2 persone a bordo che trasportavano pesce senza alcuna autorizzazione, effettuando una sanzione di 4.100 euro agli interessati. Questi maggiori controlli che stiamo seguendo per il contenimento del coronavirus stanno facendo emergere sul territorio ovviamente tutte quelle lacune e tutti quei difetti tipici del Agrigentino. In questo caso nel porto di San Leone, dopo una chiamata al 112, siamo intervenuti per fermare 3 pescatori di frodo che avevano appena pescato circa 3.000 ricci di mare, mentre a Porto Empedocle siamo intervenuti per fermare un'autovettura che trasportava senza alcuna autorizzazione prodotti ittici. Ribadisco che sono delle fattispecie che sono emerse sempre durante un controllo di contenimento al coronavirus, tant'è che per tutti questi soggetti, 3 catanesi nel primo caso e 2 empedoclini nel secondo, sono state comminate sanzioni per aver percorso le strade fuori dall'orario previsto senza una particolare motivazione e fuori dalle fattispecie di lavoro e di salute che consentono il movimento. Quindi l'attività di controllo sta dando i suoi frutti, in questo caso la radiomobile sta percorrendo le strade con maggiore insistenza, con maggiore pervicacia e stanno emergendo una serie di reati, tanto penali quanto amministrativi, che devono essere debellati per il bene del cittadino. Hanno accompagnato i 3 soggetti nella caserma sede della sezione radiomobile a Villaggio Mosè e hanno proceduto all'identificazione, al sequestro dei materiali e dell'attrezzatura utilizzata per la pesca e subito hanno rimesso in mare gli esemplari, appunto i ricci di mare, perché ancora vivi e come previsto da normativa vanno subito rimessi in mare. Il sostituto procuratore Lina Manno ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un'intera famiglia agrigentina: Manuele Pace, 66 anni, la moglie Pierina Micichè, 52 anni, e il loro figlio Vasilici Pace, 30 anni, accusati di aver allestito e gestito alcune case a luci rosse nel centro storico di Agrigento. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 19 gennaio davanti il GUP Stefano Zammuto. L'indagine è stata condotta dalla squadra mobile di Agrigento guidata dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi a indirizzare gli agenti una prostituta con alcune rivelazioni sul nucleo familiare, indagine che si è arricchita anche di altri episodi con intercettazioni e pedinamenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle ore 3 di oggi nel nord-est della Sicilia, in provincia di Enna. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro 9 km a nord di Troina. Non si segnalano danni a persone o cose. Ieri giornata dedicata al neonato prematuro e anche l'ospedale di Agrigento ha organizzato un'iniziativa per l'occasione. C'è il servizio. Oggi, 17 novembre, è la giornata mondiale della prematurità, la giornata di quei bimbi che nascono prima della 37esima settimana di gravidanza. Sono dei bimbi che vengono al mondo prima del tempo e che devono lottare tanto per sopravvivere. Proprio per questo noi li chiamiamo i nostri piccoli guerrieri. Ieri la giornata si è colorata di viola per festeggiare dei pazienti speciali, i neonati prematuri, ed il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha organizzato, attraverso un incontro telematico in videoconferenza, un abbraccio virtuale che ha coinvolto ben 40 famiglie di bambini nati prematuramente. Ai tempi dell'epidemia da Covid-19 non poteva che svolgersi da lontano, ma riunito diverse realtà. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e il consigliere Simone Gramaglia hanno provveduto, grazie ad Emanuele Farruggio, un privato, a far illuminare a tema il monumento dei caduti.
L'appuntamento ha visto la partecipazione del fumettista Sergio Criminisi e il dirigente dell'Istituto Superiore di Palma di Montechiaro, Annalia Todaro, ha messo a disposizione la piattaforma digitale della propria scuola. Ma i veri protagonisti sono stati i bambini ex prematuri ed il personale del reparto UTIN di Agrigento, diretto da Adriano Azzali. Anche quest'anno il reparto di terapia intensiva neonatale, diretto dal dottore Adriano Azzali, festeggia i nostri piccoli guerrieri, vicini da lontano, riunendoli in un abbraccio virtuale i prematuri, le famiglie ed il personale tutto. Dobbiamo inoltre ringraziare la dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Giambattista Odierna di Palma di Montechiaro per aver messo a disposizione la piattaforma digitale della propria scuola che ci ha permesso di collegarci con le famiglie dei nostri ex prematuri. Perché in comune la scuola e il reparto UTIN hanno qualcosa che è il futuro dei ragazzi. I medici provvedono alla loro nascita, a accoglierli nel momento appunto della nascita, in un momento anche chiaramente particolarmente fragile per gli alunni, per i bimbi prematuri. Noi come scuola invece ci occupiamo della loro crescita, quindi c'è questo filo di continuità, per cui la scuola non poteva che accogliere la richiesta che ci è stata presentata dall'equipe del reparto di neonatologia. Io tra l'altro sono una mamma di un bimbo prematuro. Il mio secondo figlio aveva una voglia incredibile di nascere, ha adesso 17 anni, allora non c'era il reparto di neonatologia ad Agrigento, per cui per ben 2 volte con le doglie mi sono dovuta spostare a Palermo, al Bucchieri La Ferla, perché nel caso appunto di nascita prematura sarebbe stato indispensabile che ci fosse pronto un reparto per accogliere il bimbo. Quindi a maggior ragione non posso che sottolineare come sia fondamentale per una città come Agrigento, un capoluogo di provincia, che seppur tardi si sia attivato il reparto di neonatologia, che è una delle eccellenze dell'ospedale di Agrigento. Non potevo mancare, dato che sono un rappresentante dei prematuri quantomeno anomalo, anche perché adesso, pur essendo nato 1,370 kg, sono alto 1,96 m e peso 120 kg. Quindi voglio dire, non è che tutti i prematuri o comunque essere prematuro precluda, ecco, poi uno sviluppo successivo. Voi sapete, nel 76 ancora non erano arrivate, diciamo, le apparecchiature per le ecografie. Mi confermate? Eppure io ho una rara foto dell'ecografia che fece la mia madre. Ora io voglio dire a tutti i prematuri che non è vero che si sta male in incubatrice, anzi ho un'altra rara foto di quando io ero in incubatrice, si sta benissimo. È stata una festa a cui hanno partecipato circa 40 famiglie e a cui hanno dato il loro contributo illuminando i monumenti di colore viola, che è il colore della prematurità, i sindaci di Agrigento, Naro, Racalmuto, Aragona, Alessandria della Rocca, Burgio, Lucca Sicola, Villafranca Sicola, Raffadali e Mussomedi. Splendida ed emozionante iniziativa. Io penso, vedo tanti genitori qui che sono protagonisti di questa esperienza. Se avete visto, io stasera ho illuminato di viola il monumento dei caduti alla villa Bonfigli ad Agrigento. Questo è il minimo che io potevo fare per dimostrarvi la mia vicinanza, il mio sostegno, e per qualsiasi cosa io sono sempre a vostra disposizione. Questa è una grande giornata del mondiale della prematurità, e oggi è il 17 di novembre, e coincide peraltro con un periodo un po' negativo, l'emergenza Covid-19 purtroppo non ci permette di fare delle manifestazioni al completo, di essere tutti presenti, di trovarci tutti assieme, di diciamo abbracciarci, perché ora soltanto un abbraccio virtuale vi posso dare.
Oggi TVA ricorda ad un anno dalla sua scomparsa il socio Gerry Butera, che ci ha lasciato prematuramente e improvvisamente lo scorso anno. Di Gerry manca la presenza, l'allegria, l'ottimismo, l'amore per TVA e il suo genio musicale. Rimangono tra le pareti di questa emittente, tra le attrezzature, negli insegnamenti che ci ha lasciato, esempi di un uomo buono, straordinario e amato da tutti. In questo video lo ricordiamo nel suo grande successo Amore is Love, nel quale Bashiri Johnson si innamorò portandolo al pubblico di tutto il mondo. E sabato 21 novembre alla Chiesa Madre di Porto Empedocle alle 18:30 ci sarà una messa per Gerry. Ashay, 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 le stelle quando stiamo insieme, se accendi i sentimenti della vita, più liberi e leggeri capirai. Yes, amore is love, amore is love, amore is love, love, love. Yes, amore is love, amore is love, amore is love, love, love. Notte sei speciale, come un uomo che è custode della terra, se accendi i sentimenti della vita, saremo tutti insieme ancora qui. Yes, amore is love, amore is love, amore is love, love, love. Yes, amore is love, amore is love, amore is love, love, love. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
Dopo una lunga battaglia della UIL con a capo il segretario generale della provincia agrigentina Gero Acquisto e della UIL Palermo dei Vigili del Fuoco, a Lampedusa si cominciano a muovere i primi passi per la costruzione di una caserma terrestre dei Vigili del Fuoco. Oggi il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, è volato a Lampedusa per un sopralluogo su un'area che dovrebbe prevedere la costruzione di una nuova struttura. Il terreno di proprietà dell'ENAC è stato individuato all'interno dell'area aeroportuale di competenza dello stesso ente di aviazione civile. Ad attendere il capo del Corpo a Lampedusa, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, i dirigenti della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, oltre che altri dirigenti dell'ENAC. La questione del terreno per la costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco va avanti ormai da un paio di anni. Finalmente, dice il segretario generale Gero Acquisto, siamo riusciti a vincere questa battaglia. È assurdo che si potesse rischiare di perdere un finanziamento disponibile da tempo perché non si riusciva ad individuare un'area. Con il Fondo Sociale Europeo la Regione potenzia l'offerta formativa negli Atenei. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sono 49 le borse di studio regionali per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca finanziati con 3 milioni di risorse del Fondo Sociale Europeo. Si tratta di un intervento che destina, grazie ai fondi della programmazione PO FSE 2014-2020, borse di studio aggiuntive, ciascuna del valore complessivo di circa 60.000 euro e di durata triennale, ai corsi di dottorato che le università siciliane hanno bandito per l'anno accademico 2020-2021. Dopo aver raccolto le proposte progettuali a seguito del bando dell'avviso 37-2020, il Dipartimento Istruzione dell'Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale ha così stilato la graduatoria definitiva dei corsi ammessi a finanziamento, ripartendo i fondi degli Atenei in proporzione al numero degli iscritti: 18 le borse finanziate all'Università di Catania, 18 quelle di Palermo, 10 all'Università di Messina, 2 alla Core di Enna e 1 alla LUMSA di Palermo. 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, 49 borse di dottorato aggiuntive a quelle ordinamentali che la Regione siciliana ha messo a disposizione degli Atenei dell'isola per potenziare l'offerta accademica di terzo livello, quella offerta formativa che guarda alla specializzazione e alla innovazione, alla valorizzazione dei saperi e delle competenze trasversali, e ad ogni corso di dottorato corrisponde anche una esperienza di lavoro e di studio all'estero variabile da 3 a 6 mesi, e circa il 40% delle richieste di partecipazione ai dottorati delle università siciliane provengono dall'estero. I giovani devono comprendere il valore di queste nuove forme educative, soprattutto quando essi vogliano in qualche modo guardare alle sollecitazioni di un mondo che cambia e affrontare la sfida della propria esistenza con un bagaglio di competenze adeguato e all'altezza dei tempi. Dopo quello di Piazza Stazione, un altro albero di luci donato da un'imprenditrice della zona è stato posto a dimora davanti al Palazzo Comunale di Piazza Pirandello. Agrigento si è illuminata di festa. Potrebbe essere questo lo slogan per sintetizzare con una frase l'illuminazione delle vie della città, ha dichiarato il sindaco Franco Miccichè. Nonostante l'annata davvero negativa, abbiamo scelto di organizzare lo stesso le luminarie e gli alberi di Natale per lanciare un messaggio di speranza agli agrigentini. Sono state installate le luci natalizie in via Atenea. Nei prossimi giorni altri alberi saranno collocati nelle periferie cittadine. Bellissima iniziativa di solidarietà da Milazzo per donare un pasto caldo ai più bisognosi. In attesa della ripartenza, il ristorante di Ngogna Bay ha riconvertito la cucina per donare aiuti ai meno fortunati. Lo chef Dario Pandolfo continua così a cucinare, questa volta non per i clienti del ristorante, ma per i più bisognosi, supportato da Marco Calabrese, proprietario del Ngogna Bay, ubicato sulla baia del Tono di Milazzo, e da tutto il team di Sala e Cucina.
Nei giorni scorsi è stata la volta della mensa dei poveri di Cristo Re a Messina, dove sono stati donati 150 pasti, mentre 200 pasti sono stati distribuiti nella parrocchia di San Giovanni Paolo II in favore della comunità di Portosalvo, con il supporto del parroco Padre Vincenzo, responsabile della Caritas cittadina. Nei prossimi giorni il team di Ngoña Bay sarà nuovamente al lavoro per offrire il pasto alla Caritas di Milazzo e a quella di Barcellona, oltre che in favore della Croce Rossa in collaborazione con l'associazione Lions di Milazzo. L'iniziativa nasce dal bisogno di sentirsi utili in un momento del genere. In questo momento possiamo fare ben poco per le nostre aziende, ma possiamo fare molto per gli altri. Possiamo provare a combattere lo spreco alimentare o la fame. Stiamo garantendo un pasto per 350 persone ogni settimana, grazie a una filiera fatta di persone che ci donano briciole che poi noi trasformiamo in piatti. Questo progetto non si fermerà qui, finita la crisi sanitaria, ma proveremo a portarlo avanti con la costruzione di una mensa in cui a turno ogni cuoco del milazzese potrà andare e cucinare dei pasti per i meno fortunati. Sono tante le aziende che hanno contattato i promotori dell'iniziativa e nei prossimi giorni daranno il proprio contributo. In piazza Sinatra si potrà tornare a posteggiare. I vasi ornamentali collocati esattamente 3 anni fa, poco prima dell'inaugurazione del Belvedere intitolato a Domenico Modugno, scompariranno. A firmare un'ordinanza che istituisce il momentaneo divieto di sosta per poter procedere appunto alla rimozione dei vasi è stato il comandante della Polizia Municipale Gaetano Di Giovanni. La decisione di segnare discontinuità anche in tema di viabilità era stata presa dal sindaco Franco Miccichè alla fine dello scorso mese. L'obiettivo è uno soltanto: riordinare e migliorare la viabilità nelle piazze Pirandello e Sinatra, garantendo una fruibilità più consona. Dopo l'inizio dei lavori per la demolizione dei sovrappassi di Spadafora e Venetico, arriva anche la firma del direttore generale delle Autostrade Siciliane, ingegnere Salvatore Minaldi, sulla consegna dei lavori di rifacimento totale della pavimentazione della A20, un punto cardine nel cronoprogramma di rinnovamento della Messina-Palermo che si aggiunge al nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rimpiazzo anche delle barriere e alla gara in aggiudicazione per gli interventi di sostituzione dei varchi bypass con barriere di sicurezza omologate. Nei prossimi mesi la A20 comincerà a cambiare anche visibilmente, ma stiamo lavorando su tutta la rete per rinnovarla radicalmente partendo dalla sostanza. Sono mesi di grande fermento per il consorzio perché siamo tutti impegnati alacremente nel recupero del tanto tempo perso, sono le parole del presidente del consorzio, avvocato Francesco Restuccia. Solo negli ultimi 2 anni sono state avviate oltre 200 gare di appalto di lavori e servizi e al netto degli inevitabili disagi che a volte possono pesare nella circolazione e per i quali chiediamo pazienza, le attività stanno procedendo spedite e senza sosta nonostante l'emergenza Covid e l'esiguità generale di personale e fondi con i quali siamo costretti a fare i conti. Attualmente le principali attività delle autostrade siciliane sono concentrate su gallerie, pavimentazione, sistemi di ritenuta autostradale, impianti elettrici, telecomunicazioni e fibre ottiche, e stazioni pedaggi in linea con le attuali direttive europee di telepedaggio, cavalcavie e sovrappassi. Cominciamo a vedere i primi risultati tangibili e questo ci anima ulteriormente nell'affannosa corsa per restituire delle nuove autostrade ai siciliani, prosegue il Presidente. Abbiamo anche riattivato con impegno un dialogo costruttivo con tutte le sigle sindacali sulle questioni dei fabbisogni del personale. Insomma, è stato fatto tanto, stiamo facendo tanto e stiamo programmando il futuro, sapendo che ancora c'è tanto da fare. La direzione investigativa antimafia di Trapani ha sequestrato beni per oltre 600.000 euro all'amministratore giudiziario Maurizio Lipani. L'uomo avrebbe operato dei prelievi di contante e bonifici non autorizzati dai conti delle società di cui era amministratore con la complicità della moglie. I dettagli nel servizio. La direzione investigativa antimafia di Trapani ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti del noto commercialista palermitano Maurizio Lipani, attualmente agli arresti domiciliari, e della coniuge Maria Teresa Leuci. Il provvedimento, già convalidato dal GIP, emesso per una somma pari a complessivi oltre 1 milione di euro, ha riguardato beni, denaro, quote societarie, mobili,
di immobili per un valore stimato di oltre 600.000 euro. La somma risulta essere il profitto di reiterate condotte di peculato commesse da Lipani nella qualità di custode o di amministratore giudiziario di numerosi compendi societari e di patrimoni sequestrati e o confiscati di competenza degli uffici giudiziari di Palermo, in parte con il concorso della moglie Maria Teresa. Gli approfondimenti investigativi che costituiscono lo sviluppo di un'attività svolta nel 2019 della DIA, conclusasi con la confisca di beni per un valore di euro 456.000, hanno disvelato altresì l'esistenza di un consolidato sistema in base al quale il commercialista palermitano operava numerosissimi prelievi di contante bonifici dai conti della società della moglie commercialista, anche lei, Maria Teresa Leuci. Anche se mai autorizzata da parte del giudice delegato, l'attività è risultata particolarmente complessa in quanto si è proceduto all'analisi di un elevato numero di rapporti bancari di cui l'indagato aveva la disponibilità in qualità di amministratore giudiziario di una moltitudine di operazioni eseguite dallo stesso. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.